Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Cenzo Cocca. Cenzo è un artista di 32 anni che opera nel settore dell'arte contemporanea tessile e so anche che lavora con le carte da gioco, ovviamente in senso artistico, creando delle storie che diventano delle opere. E questa cosa mi incuriosisce parecchio. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao! Ciao Francesco, Piacere. molto piacere, molto piacere. Bene. Sei pesante? Sì, Sta un po' inizio a cercando. togliermi i pezzi. E devi anche mettere questo. Anche il giubbotto. Sono fresco di puntata sono fresco di puntata di Sergio, quindi Davvero? sì. Quando l'hai vista? Poco fa. Davvero? Fresco. Quindi sai di cosa si tratta, non è un'imboscata questa, Non è è un'imboscata. concordata e soprattutto è mediata da una persona che ovviamente è vicina a te, immagino, no? Molto vicina, sì. Quindi hai detto, puntata di Sergio, quindi si è visto padre e figlia, tutti e Padre due. e figlia, tutti e due. Oggi ho visto appunto, mi mancava Sergio. Ce Ti l'ho mancava? fatta. Mi mancava Mi Sergio. fa piacere che abbia accettato, grazie. Grazie a te per l'invito. Io ti ho presentato, ho fatto un incipit di 30 secondi, Ok. ho detto che hai 32 anni, Sì, 31. 31, devi ancora compiere 32, Sì. ok, Esatto. che sei un artista che opera nel campo dell'arte contemporanea tessile. Sì, Ok. sì, sì. Aspetta, devo pensare dove devo andare con la strada, mi sa che passo da qua, e che poi fai un lavoro particolare con le carte da gioco, Sì. ma veramente in senso artistico, Sì. che le utilizzi, le smonti per fare delle opere. Esatto. E questa esatto. cosa mi incuriosisce, è la prima cosa che dico, che cos'è sta storia delle carte da gioco? Le storie delle carte da gioco è un modo appunto di giocare con le carte da gioco. Ah. Partiamo dall'inizio. Allora, io non ho mai, nessuno mi ha insegnato a giocare con le carte da piccolo. Quindi io non sai giocare? Sapevo giocare, sì, i giochi classici, insomma. Fai poco a poco indietro col sedile. Però, Poco a poco. Perdonami, ma sei troppo vicino. dove era la levetta? No, laterale. Laterale. Eccoci qua. Ok. Ci siamo? Vai? Ok. Sì, ora meglio. Ora meglio. Appoggiati bene. Questo è lo studio, uno studio televisivo. Questo è nostro, è bellissimo. E qui dobbiamo un po' adeguarci adeguarci. alle grandezze, alle altezze, alle larghezze. Ok, Bellissimo. quindi non sapevi giocare. Non sapevo giocare, ecco, vedevo sempre i miei zii che Ok. giocavano, in casa giocavano. Ovviamente noi piccoli li avevamo messi da parte perché... Come è giusto che sia. Sì. Posso dirti questa cosa? Assolutamente. Che avverto ultimamente, qua mi sembra assurdo che proprio parlavo in questi giorni del rapporto genitori-figli, Sì. di come noi eravamo veramente considerati, non dico ai margini, ma meno importanti di quanto lo siano adesso. Certo. No, assolutamente. Avevamo anche, quando ne parlavo proprio rispetto al mangiare insieme ad altre famiglie, Sì. e i bambini al tavolo dei bambini e al tavolo degli adulti. Siamo degli adulti. Quindi l'hai vissuto anche tu? Assolutamente sì. Ok. Perdonami. Quindi. No, assolutamente. E quindi cosa è successo? Che a 20 anni io prendo la rivincita. A 20 anni? Prendo una rivincita, una piccola rivincita. Inizio a prendere dei mazzi di carte da gioco, a collezionarli e a disegnarci su. Nel senso, a 20 anni iniziava il percorso artistico e quindi ho iniziato parallelamente a utilizzare filo e carte e inchiostro, diciamo, Sì, inchiostro, esatto. filo e carte. Ok. Mischiavo un po', quindi uno era proprio filo, il secondo, che giocavo con l'inchiostro e con i colori, ho aggiunto, diciamo, l'utilizzo delle carte da gioco. Quindi con l'ago, durante le pause del cucito, Che non è poco, Che- poi parliamo anche del cucito. cosa facevo? Smontavo, e smonto tuttora, i cuori delle carte, i fiori, No, quei puntini con l'ago. con i puntini con Cioè l'ago. togli i pezzi. Esatto, Che uno a figa. uno, e tolgo i semi delle carte Ok. e creo delle piccole installazioni, dei collage, diciamo.
C'è tutto dalla carta del Q di cuori, Q di cuori, togli Esatto. il cuore Tolgo il cuore, e cosa ci metti? ci metto un filo oppure semplicemente li faccio trasportare dalle persone, perché poi aggiungo dei piccoli personaggi, è tutto un, diciamo, un No, le lavoro. voglio vedere, dobbiamo vederle. Ho già capito che roba da vedere, non si Roba può, da, sì, da da vedere. descrivere non è semplice. Sì, le carte sono da vedere, il filo da toccare, il Da tessuto toccare. e quindi insomma è così. No, torniamo indietro perché io Sì. faccio un processo un po' semplice, la Certo. biografia. Cioè Certo. parto, sei nato ovviamente 31 anni fa, ok? Sì. Sei sardo, Sono sardo, anche se non sembra. sardo doc, Sardo doc. nato a Nato a Ghilarza. Ghilarza. Nato a Ghilarza, ho vissuto a Norbello, quindi sono semplicemente solo nato a Ghilarza. Vissuto a? Norbello per 6 A anni. Norbello? Sì. Ah, Bellina Norbello. Bellina, Conosco. sì. Bel paesino. E poi? E poi a 6 anni siamo trasferiti, quando io avevo 6 anni siamo trasferiti a Olmedo, che è il Olmedo. paese di mio padre, Ok, mentre il paese di mia madre è Bilori, ok, quindi insomma molto misto. vabbè. Mia nonna Tutto al nord Bortigali, Sardegna, no, centro nord Sardegna. centro-nord, sì, centro-nord. E poi sono cresciuto al nord, insomma, ho fatto le scuole a Alghero, Vero? cresciuto un po' al nord e Quindi poi ti diplomi mi diplomo geometra, come geometra. perfetto, geometra, arte, Madonna. cioè proprio ci lega tantissimo. No, è proprio E poi? l'idea era di andare all'artistico, però Lì non ai c'era. tempi c'era un istituto che era insomma un po' così, non ricordo poi il motivo per il quale non andai all'artistico. Ma c'era un artistico lì vicino, C'era- Sassari, no? Alghero, l'istituto Alghero? artistico. No, C'era. niente. Però non mi ricordo perché non era ancora liceo, forse erano gli anni del cambiamento. Ah, era solo quadriennale, Era- quella storia lì che dovevi fare l'anno integrativo. Sì, non ricordo bene, comunque alla fine volevo disegnare, è l'unico liceo che offriva. Ecco, tu disegni da piccolo? Sì, diciamo di sì. Ah, Sì, ok. poi piano piano ho riscoperto l'amore per l'arte, ecco, però ricordi dalle elementari che disegnavo, coloravo, riempivo, Quello ci c'è. sono, sì. Ok. Sì. Quindi fai geometria e poi dopo i geometri che cosa succede? Dopo i geometri, come tutti, voglio scappare, voglio andare a Milano, voglio andare qua, voglio andare là. scappare. Infatti l'idea era quella di andare a studiare a Milano sartoria. Ah, ecco, fermo, sartoria. Sì. Ma il lago Il Filo da dove viene? Ancora me lo chiedo. Come? Ancora me lo chiedo Non perché c'era una zia, una nonna, una mamma? nessuno. Nessuno? Questo è particolare, E ancora mi chiedo, Cioè non ti cerco di- ricordi dove cavolo l'hai visto? credo che sia l'amore o la passione per l'abbigliamento. Quindi la passione per l'abbigliamento mi porta. Ah, quella c'è, quindi. Quella c'è. Per l'abbigliamento sì, però poi cosa è successo? Che cerco di capire come è fatto un capo. Quindi Quindi guardi la... guarda il modello, quindi la marca, la storia del marchio, e quindi lì inizia a arrivare l'interesse per la moda, chiamiamola così, però era sempre più abbigliamento. Moda è un termine grosso, infatti sono scappato subito da quell'ambiente che non... Ah, perché ci sei arrivato? Ci sono entrato, più o meno Ah, per... quindi vai a Milano? Quindi allora, torniamo indietro, il primo passo è Milano, faccio un esame per entrare in un'accademia, lo passo, però per forze di cose maggiori torno in Sardegna. Torno in Sardegna, non abbandono la strada, quindi mi guardo intorno e faccio un primo corso base di sartoria a Sassari, proprio base, quindi macchina, insomma, primi ricami, cucito a mano, diciamo. Certo. Imbastitura? Imbastitura, ore di imbastitura. La base è l'imbastitura. Per chi La non lo base sa, è deve imbastitura. imbastire prima di cucire la macchina. Esatto. Quella è la esatto. BC. Il gesso, Insomma, vecchi. il gesso per carta modello, Il gesso per carta modello, le forbici, particolari, come si taglia, differenza di fili, proprio le prime basi. figata. Mi appassiono e quindi inizio a lavorare come... Cioè, quindi tu sei un po' sarto?
La formazione... l'hai fatta? Sì, beh. il percorso da sarto, il diploma è da sarto. Il E hai percorso... creato qualcosa? Sì, Ti sei qualcosa. messo- Ok. Sì. Ok, poi cosa succede? Poi cosa succede? Che inizio a lavorare in un negozio di abbigliamento vintage con le riparazioni, sempre a contatto con la mia prima maestra di sartoria. Poi, passione per l'abbigliamento, e entro a lavorare in una boutique, nella boutique stessa di abbigliamento vintage, che al tempo andava un sacco, tuttora vanno un sacco di moda. E poi l'altro step è boutique di Antonio Marras. Ma davvero? Lì cosa succede? Che entro in contatto con l'arte, perché al tempo la collezione che aveva dedicato Marras, che aveva fatto Antonio Marras, era su Nivola, su Costantino Nivola. Lì inizi a toccare con Bel mano. mischione, cioè. Sì, bel mischione, insomma. Costantino Nivola, inizi a vedere le prime opere da vicino. Ti stavi già appassionando all'arte comunque, cioè, Sì. conoscevi già questi nomi, non erano Esatto. conosciuti. Conoscevo già questi nomi e iniziavo un po' piano piano ad avvicinarmi al campo, diciamo. E da lì finisco l'esperienza di Antonio Marras e decido appunto di andare a studiare sartoria, di farlo davvero. E l'accademia, diciamo che l'unica accademia che in Sardegna per me insomma, ho trovato interessante, è stata l'Accademia di Giuseppe Pinu a Nuoro, che da Milano, quindi pensate. Ma è un bel passaggio, vabbè. E vado in Barbagia a studiare sartoria in Barbagia. Ok. Il professore decide di farmi fare assolutamente il corso di disegno, dice no, tu devi disegnare, non puoi fare solo sartoria. Dico no, mi oppongo inizialmente, poi inizio a Cioè disegnare. creazione, quindi. Tutto il processo, modello, carta modello, disegno e sartoria, quindi tutta la costruzione. Meno male, perché poi ringrazierò sempre Giuseppe per avermi instradato nel disegno, perché sarà la base poi del lavoro che oggi porto avanti. E quindi inizio a Nuoro a studiare sartoria. Da Quanto è Milano a durato? Nuoro, 3 anni. 3 anni, Dopo 3 anni a Nuoro, all'inizio, come cavolo sto andando? davvero? Perché, partendo, sai, i primi giri da giovane, Milano, Roma, tutte le città, e ti fermi al centro della Sardegna. Che poi Nuoro è la fucina del pensiero culturale, comunque non è un bel posto da questo punto di vista, non Sì. so artistico, ma Sì, no, c'è qualcosa anche lì. c'è qualcosa anche lì, sì. Poi 10 anni fa ancora di più, magari ora 10 un anni po'... fa. Sì, 10 anni fa, 2015, 11 anni fa. Cioè che ormai. poi ieri 2015. 2015 ieri, sì. 10 anni. 10 anni, tempo vola. E poi fai 3 anni lì e che succede? Io faccio 3 anni lì, faccio l'accademia corso intensivo per 2 anni. Succede che porto avanti, vabbè, già da primo anno iniziavo perché ho iniziato nel 2015, la prima opera nasce nel 2016, 10 anni, quest'anno sono i 10 anni dell'inizio Cos'è del la prima percorso. opera? Era un ritratto su carta, perché già durante il percorso accademico, che per certi versi è molto schematico, perché la costruzione di un capo è schematica, già iniziavo a scalpitare, quindi scappavo da scuola e mi mettevo a ricamare i pezzi di carta. E quindi là nasce la prima opera, primo ritratto, prima serie di ritratti, e il professore poi mi ha accompagnato ovviamente in questo percorso, quindi sono stato anche molto fortunato, perché mi diceva ok, finisci il corso, poi fai quello che vuoi, ti aiuto anche. E lui, essendo un appassionato di arte, mi ha un po' cresciuto. Anche dopo? Assolutamente sì. Quindi tu gli fai vedere questa tua creazione, Sì. che poi, diciamolo, la differenza è che ti sei messo a cucire la carta. Esatto, cucivo su carta. Disegnavi su carta? Disegnavo su carta e cucivo. Col filo? Sì. A me viene subito mi dispiace, non lo so come la penserai, ma a me sto filo con la carta mi fa pensare a una. A Maria Lai. Esatto. Sì, sicuramente. Che cosa l'hai conosciuta prima, dopo? No, ho fatto la prima lezione su Maria Lai nel 2016 con la gallerista che ha curato l'archivio di Maria Lai, che segue tuttora, insomma, le mostre di Maria Lai.
però non la conoscevo prima, ovviamente. Cioè, questa cosa non ti ha influenzato, tu devi dentro tu, a prescindere. Poi dopo hai saputo che esisteva un'altra artista che ha fatto delle cose, non come le tue ovviamente, però sempre con questo tipo Certo. di abbinamento, carta a filo. No, diciamo che sapevo già dell'esistenza di Maria Lai, però allora all'inizio. No, premesso che è un uso diverso. No, assolutamente. Cioè, però ovviamente Maria Lai è una pioniera della fibre dell'arte tessile, quindi non possiamo non nominarla. Sicuramente è importante, però cosa succede? Allora, io volevo dipingere. Volevi dipingere? Nel primo anno, nel 2015, arrivo a Nuoro, bam, mostre su mostre al Museo Man. È vero, il Museo Man. C'è Nuoro che fucina pazzesca, sì, quindi moda, sartoria, ricamo, pittori, inizio un po' a entrare nel mondo di Nuoro e quindi mi ritrovo un po' catapultato in questo mondo. Dico, che cavolo voglio fare nella vita? 20 anni poi da solo a Nuoro, sei costretto a guardarti in faccia, sei costretto a guardarti allo specchio perché Bello. lì la discoteca non c'è. Quindi non eri del posto, non quindi ero del posto. Visto male dagli altri, Visto male. non potevi frequentare le donne degli altri, Esatto. o gli uomini, non lo so, Esatto. non importa, Sì. quindi avevi una sorta di recinto confinato. Quindi, sì. Eri uno straniero, porca Quindi, miseria. sì, esatto, quindi mi rifugiavo nei musei, Ma vivevi da solo, eri in una casa? Vivevo in una casa con dei coinquilini che facevano tutt'altro, facevano infermieristica. operaio, Facevano infermiere, sì, quasi tutti infermieri. E quindi, tornando al discorso di Maria Lai, volevo fare il pittore, quindi iniziavo a dipingere, a smontare, a cucire, a rifare. Era un momento ovviamente di ricerca. E poi, ovviamente, non sapendo dipingere, cosa faccio? Uso il filo. Quindi c'è quel passaggio era una sorta di pittura col filo. ok. Quindi Ma cosa hai incominciato a fare? Un disegno a matita, ipotesi, e poi lo contornavi col filo? Sì. O disegnavi direttamente col filo? all'inizio disegnavo col filo, poi il corso accademico prevedeva una parte legata proprio al disegno, studio della figura, disegno a mano, e lì ho iniziato a disegnare cioè i tratti lasciati dalla matita. E poi lo riprendevi col filo? Poi riprendevo col filo e lavoravo anche sul retro, però. Cioè il lavoro che porto tuttora avanti è un doppio lavoro, che un po' la poetica è quella di andare oltre, perché il foglio, il supporto, ovviamente viene trapassato dal filo. certo. Quindi lavori due parti. È un po' come quando cuci, che da una parte c'hai una linea e dall'altra magari c'hai un altro disegno, chiamiamolo così. Esatto. Cioè vabbè. Esatto, no. Più o meno, cioè, quando cuci a macchina, ecco, quando cuci a mano c'hai proprio questo tipo di, da una parte in un modo e il retro in un altro. Il retro in un altro, e infatti esatto, e da lì poi ho capito un po' l'importanza del retro, iniziavano a piacere E quindi lasci, come dire, una parte davanti che in un modo, il retro in un altro, e lo devi anche gestire. Esatto. Che mentalmente devi fare le due facce. Esatto, è Figata. una bella parola, gestire. No, la voglio vedere le tue cose. Perché io non ho visto un tubo, cioè mi hanno catapultato, devi parare col centro, ok, ma io non ho visto nulla di quello che fanno, lo sto tutto immaginando. E qui non metto inserti. Questo è un rec stop, quindi non fare o non dire cose che non vuoi. Non dico parolacce, vabbè. No, le puoi dire le parolacce, quelle le ho sdoganate, ho messo Ok. ho fleggato non adatto ai bambini. Ok. Quindi YouTube non ce li banna. Ok. Però ovviamente parolacce che servono. Certo, non- quelle che perché rafforzano rafforzano i concetti. Rafforzano i concetti. Poi in sardo i concetti vengono rafforzati bene. le Ancora di parolacce. più, Per i continentali noi abbiamo un bagaglio, cioè abbiamo un vocabolario di parolacce che sfida anche quelle più lugubri, il nostro napoletano, no, calabresi, le nostre sono forti. Sì. E quindi vorrei far vedere le cose che fai, ma al limite mi dai un link, Certo. se c'è un sito, Assolutamente. perché voglio che poi io voglio andarmene a vedere, ma le facciamo vedere anche agli altri. piacere. Ok, quindi stai già parlando però di un risultato attuale, questo fronte Sì. retro. Che poi ho compreso 2 anni dopo circa. Ok. Perché frequentando un po' i primi studi, ovviamente i primi studi d'artista, mi mandavano vai da questo, vai da quello, vai dall'altro, fai vedere i lavori, e quindi diciamo uscivo
a Nuoro uscivo per andare negli studi di artisti, di pittori, che mi davano dei consigli e iniziavano un po' a instradarmi, anche perché non avendo avuto formazione accademica, cercavo un po' di andare a prendere degli schiaffoni dai più Ma grandi. è giusto, è normale che sia così. Madonna, ancora... Normale. Sì. Ancora adesso, no? Sì. Sì. No, certo, è sempre bello ricevere i complimenti, però è anche bello ricevere una dritta, ecco. Prima ovviamente erano correzioni un po' diverse, ovviamente all'inizio erano più forti. Più forti. Certo. Ma la parte sartoriale l'hai abbandonata? Ho abbandonato la macchina. La macchina da cucire. Ah, la Cioè, macchina da cucire? Non utilizzo più la macchina. L'hai usata? L'ho usata fino al 2017-2018. Ma anche per fare le opere artistiche? No, mai. Ok, quindi comunque facevi capi? Facevo capi, sì. più o Hai meno smesso così. di fare capi? Ho smesso di fare capi, ma intervengo sui capi. Ah, intervieni sui capi e li valorizzi? Sì. O li interpreti, diciamo così? No. Sì, diciamo che escono fuori dal contesto moda Ok. e arrivano nel contesto un po'... diventano, speriamo, l'obiettivo è quello, diventano opere d'arte, speriamo. Che Ma diventano dico, opere quindi d'arte. prendi un capo, fammi un esempio, prendi un jeans, no, una camicia, una Prendo maglietta, una... Sì, qualsiasi cosa, un Ok. maglioncino, una giacca che ha delle macchie, Ah. che ha magari devo scrivere qualcosa, devo scrivere delle parole su, ecco, intervengo col filo, lo ricamo, ne evidenzio magari le macchie, i segni del tempo, e poi ci intervengo. Allora, il primo progetto erano dei ritratti, per Erano? dire, ritratti su camicia. Ritratti su camicia. Sì. Bello, anche proprio ritratto su camicia sembra proprio il titolo di un'opera d'arte, come se fosse albero d'inverno. Sì, esatto. Bello. Ma dico, e poi questa camicia Appena indossata. viene indossata, non Sì. viene esposta, non è un'opera da appendere, da esporre. Quindi è un'opera d'arte che vivi, che usi. Esatto. Cioè l'obiettivo è creare un'opera, vabbè, un po' come anche tutta l'opera tessile di un Marras, è Certo. un'opera d'arte che viene utilizzata. Certo. Ok. Viene utilizzata, viene esposta, viene dal museo passa al corpo, dal corpo Dal corpo passa al museo. all'armadio, dal corpo... Cioè, Bello. quello era un po' Ok. l'obiettivo, a differenza magari della carta, che E quindi fai, questo l'hai smesso, lo fai ancora? lo faccio ancora. E poi anche la carta. E poi anche la carta. Quindi i supporti che tu utilizzi sono carta e tessuto, diciamo. Carta, sì. Ah. Sì, carta, tessuto. Invece la carta diventa quadro? La carta cornice diventa installazione. Installazione. Sì, installazione e opera. Cioè? Ok. Diventa installazione e opera singola. Installazione cosa intendi? Perdonami. Installazione nello spazio, in uno spazio vuoto, l'opera viene installata qua. Ah, Sì, ok, quindi può essere appesa, può essere sì. collocata, appoggiata. collocata nello spazio in base alle esigenze e al racconto che si vuole dare Bello. sì, in base al tema anche, ecco. Eh sì, è l'unico che fa queste cose. Ma l'unico in Sardegna che lavora con questo ricamo doppio, cioè che mostra il davanti e il retro, non saprei. Però non siamo in tanti, ecco. Beh, sicuramente no, quando me l'ha detto ho detto, non ho mai visto, cioè non ho mai visto qualcuno, a parte che mi è venuto in mente Maria Lai, ma per l'utilizzo del filo con la carta, poi Sì. il suo utilizzo era un'altra cosa, erano più opere editoriali, erano libri, quaderni, c'erano cose Sì. un po' più, come dire, circoscritte Certo. o identificate. Invece Certo. il tuo uso è un uso un pochettino diverso, ma per esempio un'opera che hai detto prima che ha la bianca e la volta, chiamiamola così, il Sì. fronte e il retro, poi fisicamente come lo usi, dove lo metti per poterlo vivere vedere. tutti e due? Di taglio. Di Di taglio nel muro, oppure con una cornice doppio vetro. Ah, O ok. addirittura in una teca senza vetro. In una teca senza vetro che la vedi tutti e due le parti. Esatto, che puoi girare, viene appesa all'interno dello spazio Ok. e rimane più viva, diciamo. Senza... Quindi quando tu ricami una figura Sì, che ha una fronte e un retro, il filo che sta ricamando non perde, è senza soluzione di continuità.
Esatto. Cioè, è sempre lui il filo. È sempre lui il No, filo. che figata. Che gioca e crea una... E gioca e crea due forme differenti. Sì, diciamo che quello è il cuore un po' del lavoro, cioè quello che vediamo e quello che non vediamo. Che no? bello, ora lo sto immaginando. L'esterno e l'interno è un po' come il concetto della maschera, no? Noi Sì. vediamo l'esterno, ma dietro c'è qualcosa. Questo concetto è stato applicato a tutti i vari temi, l'abitare, il ritratto, la parola che davanti è la parola che noi conosciamo, dietro si crea un altro linguaggio, quasi un Giusto. sì, il volto è lo stesso. E da ecco. quant'è che stai facendo queste cose? Quest'anno sono 10 anni. Ah, 10 anni Quest'anno proprio. sono 10 anni. Ah, ok. Quest'anno sono i 10 anni. A infatti. livello commerciale, come Sì. ti sei posto? Come ti sei proposto? Ti sei proposto a livello commerciale? Vendi le tue opere? Sì, sì, Ok. vendo, sì, sia con galleria, Con galleria. con le gallerie, Ok? all'interno delle mostre, tramite vari curatori che seguono i progetti, tramite i social, perché sappiamo Tramite i social che aiutano oggi tantissimo, c'è poco da ormai fare, aiutano. c'è poco E riesci da a fare. viverci di arte? Sì, Che bello, che bravo. sì, sì. Che è poi quello che anche con Ilaria ne abbiamo parlato, che dell'arte non si mangia, no? Che anche lei aveva questo cruccio iniziale quando ha deciso, non so se lo sai, di mollare un lavoro sicuro, Certo, te l'avrà detto, certo. per scegliere invece la sua vocazione, Sì, che perché di vocazione si parla. Sì, sì, sì. E niente, quindi ci si vive di questo, però un'altra cosa, o so di te perché me l'ha detta lei, o non me lo ricordo se me l'ha detta lei, mi ha parlato di quanto tu hai un atteggiamento produttivo intenso, cioè tu quando non hai magari scadenze di vario genere, comunque produci, Sì. perché è un modo come un altro per avere anche una routine, immagino. Sì. Un impegno costante o comunque e anche magari anche un po' di come dire ciccia, no? Si chiama così, Sì. da proporre, Sì, un catalogo, non mi viene il termine. Sì, una ricerca. Sì, Ah, è una ricerca? che continua Ah, ok. sì, Cioè produci come ricerca, non per avere magazzino, ecco, per avere roba da proporre. allora, Lo fai perché fai una ricerca. la ricerca personale, sì, che poi automaticamente crea un archivio. È un archivio Sì, di cose. crea esatto, sì, sì, sì. E sì. quindi cambi nel tempo? Stai cambiando nel tempo? Molto, sia con le carte sia col filo. Col filo tanto, diciamo che sì, molto. Col Cioè filo quello che hai tantissimo. fatto 10 anni fa, un anno fa, è una cosa diversa da quello che fai adesso. Sì, perché poi cambia il supporto, un periodo utilizzi molto di più la carta, Bello, un periodo hai bisogno di leggerezza, appunto per la carta che ti dà molta leggerezza. E poi soprattutto la carta una volta che buchi non puoi tornare indietro. Balorda, Quindi hai sta bisogno cosa. di È vero. di quella rigidità, di quella È sfida. vero. E poi c'è il tessuto che... Cioè magari hai sì, fatto 30 buchi Sì. e al 31esimo lo sbagli. non sbaglio. Butti Sì. tutto. E rimane... Cosa Oddio, è fai? capitato molte volte, sì. È balorda questa cosa. Ma ecco, Sì. quindi hai dentro di te l'immagine che devi dare? Te la immagini prima o lo fai durante? È un incontro tra quello che voglio riuscire ad ottenere Ok? e quello che poi Che stai ottenendo nel che sto momento. ottenendo nel tempo. È sempre un dialogo, no? Sempre un filo che tu tiri. Un filo. Sì, Non tornando al sei discorso. come Michelangelo che vedeva la statua oltre il parallelepipedo di marmo, maledetto che non era altro. Ma io la vedo, tolgo quello che c'è in più, diceva, ma va a quel paese. Balorda sta cosa. Mi ha sempre affascinato questo suo modo di vivere l'arte, Sì. meraviglioso. Quindi tu quando stai facendo un gesto, interpreti quel gesto e lo assecondi, lo modifichi Sì. per raggiungere un obiettivo che magari c'è in testa. Esatto. Wow. Prima di tutto cerco, ovviamente c'è una ricerca da portare avanti, che ne so, ora è la magia, la parola magia, domani è... non lo so. Domani Cosa non vuol lo dire so. la parola magia? In che senso? Negli ultimi mesi sto riflettendo sulla magia come termine, cioè che Ah. cos'è la magia oggi? E che cos'è la magia oggi? Che cos'è la magia oggi? Cos'è? Cos'è un... Infatti
oggi. E sì. cos'era ieri la magia? Che allora? cos'era ieri, esatto. Per capire cos'è la magia oggi, forse in Sardegna bisogna passare per la magia di ieri, no? Quindi c'è tutto un filo che inizia al passato, parte dal passato e arriva al giorno d'oggi. Quindi diventa una ritualità, la magia è un gesto che si ripete, il ricamo è magia. Il ricamo è magia. Ecco, per dire cos'è la magia oggi. Ecco, questa è un po' la ricerca che stiamo portando avanti negli ultimi mesi. Cos'è il ricamo? Adesso mi è venuto da ricordarmi mia zia. Io ho avuto la fortuna di avere una mamma che faceva la maglia, Sì? una zia e due zie, una che era sarta, quindi cuciva per fare capi, bravissima con la macchina da cucire, e un'altra zia che faceva ricamo, ma quel ricamo non so se ce l'avete presente, che era di ricamare il cotone da usare nei corredi. Cioè, avete idea di che cacchio di lavoro Che era? lavoro. Le tovaglie, sì. le lenzuola, le federe, ed era un lavoro di stramatura. Sì, Hai idea sì, di sì, cosa sì, fosse? sì, sì. Oggi ovviamente sono tutti mestieri e attività finiti, sepolti, arrivederci. Esatto. Ma io quando vedo quelle tovaglie, perché molte sono rimaste a casa, ma un sacco di oggetti, centrini. Di tutto, mia sorella ha preso molto da loro perché è bravissima a livello manuale. Da poco ha realizzato una coperta per la nipote fatta di quadretti tutti fatti ad uncinetto in patchwork. Che bello. Di 2 metri per 3, non lo so quanto ci ha messo, ma poco, un mese di serie, un mese di film. Madonna, Un lavoraccio. sì, E comunque ha preso molto da loro. Ma vedere mia zia, ricordarmi mia zia che con l'ago appunto apriva le trame, le chiudeva, le annodava, è presente cosa sto certo, cioè è tempo quello, no? Tempo. E questa è la magia del ricamo, quello che riuscivano a creare, e oggi è tutto completamente finito, perché non ci sono. Tu sei forse uno dei pochi che alla tua età fa queste cose, certo lo fa per arte, però sei passato comunque dalla parte tessile, certo, e ci sei ancora dentro un po'. Ovviamente, certo, è tutto un mondo che poi assolutamente sì. Però questo passaggio con l'arte non è male, perché l'arte nella parte tessile io la associo agli arazzi, a questi oggetti che vengono appesi nelle mostre, ma non arte di questo, come dici tu adesso. Di arte tessile, questo è proprio, sai che sei uno dei pochi probabilmente. Siamo in pochi, in Sardegna siamo in pochi, nel mondo un po', dai, c'è nel un mondo po' c'è qualcosa? C'è un risveglio dell'arte, insomma ci si sta cercando. Conosci i tuoi colleghi, conosci giovani, dico? Giovani, no. Non tanti, sì, hai ragione, non siamo in tanti, anche perché è una strada difficile, quindi è una sorta di nicchia della nicchia. Nicchia della nicchia. Nicchia della nicchia. Ma la nicchia oggi non è male, No. In un mondo così che c'è tutto, mancano le nicchie, manca la nicchia della nicchia. Sì, infatti continuiamo per la nostra anche strada. A livello social, essere una nicchia non è male. Non è male. Poi bisogna andare in profondità, però sei lì. Quando dico uno che ricama che disegna col filo, già, ma quanti ce ne sono? 5, non lo so. Un po', sì. Che bello. Però il tempo, e col tempo, insomma, sono arrivate le soddisfazioni. L'importante è crederci. Certo, quello sempre. E adesso dove ti trovi? Dal punto di vista vita, professione? Mi trovo a Alghero e Cagliari. No, in che posizione sei? Viaggi? Sto viaggiando, sì. Stai viaggiando. Pensavo mi stessi chiedendo questo. No, dicevo proprio appunto, hai fatto bene a dirmelo, questo è importante, ma dal punto di vista professionale, cioè mi sembra di aver capito che sei in continua crescita, cioè sperimentale, ricerca, artistica, umano. Però, che ne so, fra 5 anni dove ti vedi? Mi vedo tra un anno. Tra un anno lo so, tra 5 non lo so. Tra 5 potrei dire mi vedo ricamando. Spero di continuare a ricamare ancora, di continuare questo percorso. Ecco quello che continuare a vivere di quello che faccio. Quello non è male. Per niente è male. Sì, continuare a sviluppare insomma i progetti che ho in testa, ecco.
questo è l'obiettivo, il primo, poi chi lo sa. Ne hai sempre tanti in mente? Ne ho tanti, sì. Che Sì, bello. sì. Tanti di vari tipi. E collaborazioni, per esempio, hai mai avuto, ci hai mai pensato, collaborazioni artistiche intendo, o anche semplicemente con mondi differenti, tipo l'unione del filo con la scrittura di qualche autore, creare delle installazioni che siano un mix tra scrittura e ricamo, Sì. ovviamente, oppure altro. Sì, qualcosa è stato fatto. L'hai fatto? Qualcosa l'abbiamo fatto con la Galleria di Nuoro. Ultimamente un progetto che stiamo portando avanti è quello dell'unione tra tessitura e ricamo Ok. con Seulo, con delle artigiane di Seulo e con una designer, quindi c'è tutto un percorso di disegno, studio. Seulo, cosa sono tappeti, no? Arazzi e tappeti. Arazzi e tappeti. Sotto i segni di Seulo stiamo portando avanti un progetto molto interessante che lega appunto la tessitura e il ricamo. Quindi vengono realizzati dei pezzi, degli arazzi, Mhm. alcuni scomponibili, alcuni no, che vengono poi... L'ultimo passaggio appunto è quello del ricamo. Ok. C'è un arazzo con un ricamo. Sono due passaggi, un passaggio in più che è quello del ricamo, che poi andrà a raccontare una storia, andrà a lavorare stiamo lavorando su un tema che è quello del vuoto, e ragioniamo sul tema del vuoto, quindi Il tema del vuoto. leggero. Il vuoto. Il tema del vuoto, sì. Magia e vuoto, sono bei temi. Magia, gli ultimi sono questi. Ma magia sì. cosa intendi però quando mi dici magia? Perché ti sei messa a studiarla la magia? Anche la magia, campo esoterico, magia del campo illusionismo, quel tipo di magia? Allora, non posso dire molto perché a breve ci sarà la mostra, Ok. però Quando sarà l'11 e il 12 aprile, sarà? Così vicina? così vicina, sì. Quindi è già prodotto Già tutto prodotto ciò qualcosa, sì. Ah, Paolo. Che è l'inizio della ricerca, verrà esposta insomma una parte iniziale della ricerca che poi finirà dopo con una pubblicazione l'anno prossimo Ah, e racconterà un po' tutto. Come inizia cioè cosa intendo per magia? È quello che mi sto chiedendo, cioè cosa è la magia oggi? Cosa intendiamo per magia oggi? Sappiamo tutti magari cosa sono la magia sarda, l'esoterismo, tutto quel ramo là, però ad oggi cosa intendiamo per magia? Questa domanda te la faccio anche a te. sì, no, non so, cioè No. nel senso che questo periodo poi sto ascoltando e leggendo tantissime cose, appunto dallo spirituale all'esoterismo. Proprio oggi ascoltavo un podcast di una italiana di origine, di origine francese, che vede gli abitanti di Sirio, che parla di Sirio. figure azzurre. Ma non c'entra nulla con la magia. Adesso proprio oggi ho sentito quella, però Anche quello che è sono- conessa, forse anche quella è magia. infatti, forse anche Ho un amico che fa il mentalista, ho un amico che fa sì. l'illusionista. Ecco. Ecco, hai detto bene, perché la magia un po' è legata anche alla nostra storia tradizionale, perché ci sono degli elementi che sono contenuti, che contengono aspetti magici. Assolutamente, certo. Che cos'è la magia oggi? Sai cos'è la magia? Per me adesso? Unire il pranzo con la cena, quella è la magia. pagare le tasse è una magia. ecco. Aprire un'attività è una magia. Andare a risolvere un problema in ufficio è una magia. Ecco. Avere a che fare con persone meravigliose è una magia. È una magia. Ecco. È magico incontrare persone, belle persone, quello è magico. Ecco. È il fatto che, ecco, l'incontro tra belle persone non è magia. È magia, Ecco. è brivido. Ecco. Ma è già quello. Cioè, da cosa sono questi fili che si muovono? Magari c'è tutta una trama che ci lega. Quella Ecco, magia. il burattinaio magico a cui siamo noi legati come filo, Esatto. che ci manovra. Sempre lo per so, tornare al discorso porca del miseria. filo, no? Magia è la libertà di dire quello che si pensa, Sì. quella è magia. La connessione con la natura, La connessione con la natura. la parola che si ripete, che diventa mantra, che ci porta in altre dimensioni. Cioè, sono tante... E queste cose, facciamo l'ipotesi che siano questi gli argomenti che stai Sì. studiando, li metti nelle opere. Sì, Come gestisci le tue valutazioni sulla magia? Cioè, qual è il processo che stai facendo? Hai detto, sto studiando la magia oggi. Sì. Che cos'è la magia oggi? sì, E per quindi me.
per te, ovvio. Sì, Quindi facciamo l'ipotesi che per te siano le cose che abbiamo detto. sì, Poi queste cose che abbiamo detto, che tu pensi, le metti nelle opere. sì, che alla fine è quello che credo che accada sempre, no? Una sorta di traduzione delle emozioni, di quello che vediamo in opera. Ok. Quindi facciamo da tramite a delle emozioni, delle cose che ci arrivano e poi traduciamo tutto. Chi in pittura, chi in scultura, Scultura, ecco, insomma, murale, sì, con un murale. Ovviamente sì, vengono tradotte queste emozioni, queste informazioni, tra virgolette, e poi diventano opere. Alcune più semplici, alcune magari più complesse, ecco, dipende da quello che si vuole raccontare. Con te è troppo difficile, bisogna vedere le cose. Cioè, parlare di arte è un cavolo di argomento. Sì. Cioè, parlare di arte come la tua, senza vedere le cose di cui stiamo parlando, è difficilissimo, perché mi viene una voglia di vederle, toccarle e discuterle con te, perché poi alla fine, quando mi dici fronte e retro, io lì esco già di testa, sì, perché mi immagino proprio il filo che buca da una parte, passa dall'altra, e come esce da quella parte crea una forma che è diversa dall'altra. Sì, sì, sì. Ma in un certo modo però tu vai molto in diagonale. Per recuperare, vero? Molto. Devi per forza andare in diagonali, se no non riesci a... Se vai troppo vicino rischi di fare due cose uguali. Sì, per forza no, però scelgo di andare in diagonale, di creare delle diagonali, sì. La diagonale c'è sempre. La diagonale vuol dire, è una metafora di vita anche, Sì. Tagliare in due, da una parte all'altra, per disorientare. Per cambiare direzione. Infatti poi nel retro vedrai che ci sono tante diagonali che non corrispondono alle altre. Però sì. Ma non è che queste sono le due facce della medaglia, quindi anche le due facce, come dire, della personalità. Che abbiamo una parte prevalente e una rinnegata. Ovvio, c'è anche quello, c'è anche la memoria. C'è quello che, per esempio, quello che ci porta a riconoscere una persona, ovviamente è tutto nel nostro cervello. Noi vediamo il volto, ma io riconosco te perché ho una memoria. E tutto, certo. Ci sono delle stanze nel nostro cervello, chiamiamole così, dove la nostra memoria... Una storia, un'esperienza, una vita pregressa. Dei colori. Ecco. E quello è un po' Sì, lavoro molto sulla memoria, è un lavoro di... Sì, tempo legato alla memoria. È quello che non vediamo, quindi è quello che cerchiamo di togliere fuori, quello che non riusciamo a vedere subito. Che appunto il tempo del ricamo ti dà la possibilità anche di indagare. Quando lavori, quando fai cose manuali, com'è la tua mente? È impegnata in quello che fai o in altro che pensi? In quello che penso ormai. In quello? In quello che penso, sì. In quello che pensi, cioè la manualità è un modo per distrarti o per concentrarti? Cioè, vabbè, io te lo dico perché a me capita, io faccio lavoretti di bricolage, posso costruire un mobiletto o saldare una cosa in ferro. Quando faccio queste cose è il momento più bello della mia giornata, per dire, ma perché di fatto ho il tempo di pensare molto ad altro, non so spiegartelo. Certo. Soprattutto se taglio il prato. Certo. Cioè, mentre taglio il prato io penso a tutt'altro che quello che sto facendo, ma anche quando faccio qualcosa di manuale, scarta vetrare, vabbè, lì invece nel tuo caso stai creando un'opera d'arte, ma mentre la crei pensi all'opera o pensi ad altro? Dipende dal lavoro. Dipende dal lavoro. Molte volte cerco di lasciarmi andare, di assentarmi completamente. La ripetizione crea appunto quella bolla di un po' di follia, passami il termine, dove non ricordi neanche quello che fai, quindi butti, ti abbandoni a te stesso e disegni, fai, imprimi, diciamo, quello che pensi. Tutto il viaggio che fai mentalmente. E nell'arco della giornata quanto lavori? O quanto produci? O come lo chiami tu? Lavoro? Come lo chiami? Lavoro, sì.
Ok, quanto dedichi della parte della tua giornata al lavoro? Se riesco tutta la mattina e 8 ore, insomma cerco di ricamare il più possibile, Ok. anche perché essendo un lavoro lungo, È un lavoro lungo? molto molto lungo, sì, cerco di dedicare Ecco, quando 7 fai queste ore. cose il tempo passa veloce o lentamente? Molto veloce, Molto veloce. molto veloce, sì. Vuol dire che ti piace da morire. Mi piace da È morire. la tua dimensione. Sì. Ecco, è magico. Quindi fare un lavoro, o meglio, fare in modo che ciò che fai, quindi il tuo lavoro, invece Sì. è qualcosa che ti piace, che ti appassiona, che ti riempie e che ti fa passare il tempo veloce, è la magia più bella che c'è, mi sa. Sì, Mm? ecco. Ecco, quella è magia. Tornando alla... Sì, assolutamente. Senti, Quindi sì. io faccio una domanda a tutti, tanto hai visto 2 puntate, Sì. quindi lo sai, che chiedo rispetto sì. alle cose che tu vivi, la tua esperienza, il tuo essere, il tuo vissuto, la tua memoria, il tuo presente adesso. Sì. Se io ti chiedessi cosa ti viene in mente, se ti dicessi come, puntini, che parola con la A mi tiri Con la A. fuori? È che non abbiamo già detto gli altri, perché mo sei messo male perché sono 45 parole già dette e da te pretendo una parola cioè, non originalissima, però almeno non dimmi... Ma deve essere una parola oppure un verbo? Quello che Può vuoi. essere- Parola, verbo, avverbio. Cioè può essere un sostantivo o un verbo, Sì. anche un avverbio, anche un aggettivo, qualsiasi cosa. Può essere, ci possiamo legare al discorso di oltrepassare il supporto per andare oltre le cose, andare oltre. Sono 2 parole. Andare oltre. Come Andare. quindi, Andare. Hanno già come detto, andare. Andiamo, hanno detto. Andiamo. Andare oltre. Mo trovamene una che sia andare oltre. Porca miseria. Balordo con la A. Con la A è difficile. Ci sono 5.200 parole 5.200 nel vocabolario della Treccani. E io ti dico, ma come si fa? Non mi viene fuori. È un gioco questo, Certo. non è niente di che, però è giusto una spremitura di cervello per tirare Sì. fuori una parola. Andare oltre, perché dimmi andare oltre? Perché dico andare oltre? Sì, Perché appunto il processo è quello di andare oltre il supporto, di continuare a scavare, no? di scavare. Di bucare. Di bucare. Quindi per quello è andare oltre. Perciò possiamo dire, siccome è un processo che... Avanzare, non va bene? Sì, Avanzare. può essere ancora, come ancora. Ancora? Un altro? Ce l'ho già. Ce l'hai già? Vabbè, ma lì è stato un ospite che ha detto ancora, perché anche per lei era sì, ancora ce l'ho, andiamo e ancora era inteso come ancora andiamo avanti a fare cose, Sì, ed era anche lei un artista, lavorava alla Ecco. ceramica, Ecco. quindi che si era appassionata alla ceramica, rispetto a un'attività la sua. Ecco, questo è un esempio chiaro che un ospite adesso lo spunto è stato questo, perché una cosa che io non ho fatto e che magari era dentro il progetto era quello di fare una bella chiacchierata con qualcuno e poi sarebbe stato bello, adesso che ormai ne ho fatto 40 e più, commentare insieme magari il racconto di una vita, il racconto di un processo, di uno sviluppo. In questo caso una persona che ha fatto determinate esperienze è stata studentessa, laureata, una madre, una lavoratrice e adesso un artista. Cioè tutto questo flusso è un bel esempio anche da portare fuori, perché spesso io mi rendo conto che ci sono situazioni personali magari sotto forma di depressioni o di non chiarezza di ciò che si vuole essere o si vuole fare, staticità, giovani che hanno tutto e non sanno cosa vogliono, oppure perché hanno troppa scelta e non sanno cosa scegliere. Sì. Mamma mia! Che bel tema. Ecco, il bel tema dei giovani mi piacerebbe con te affrontarlo. Sì. Tu ti confronti, cioè hai 31 anni, quindi comunque appartiene a una generazione che più o meno è quella, vabbè, la peggiore forse è quella dopo il 2000, cioè la peggiore, quella che ha più difficoltà, no? Sì. Poi tutto sommato siete riusciti a essere cresciuti senza social,
senza strumenti, diciamo che è arrivato dopo. che è arrivato tutto dopo. È arrivato tutto dopo, è arrivato all'età ancora. Sì. Eravate già grandi, già Eravamo forse già. ex adolescenti o Sì. comunque stavate uscendo. 17, Ecco, come li vedi 18 questi ragazzi di cui sto parlando? Guarda, hai detto prima una cosa interessante, che hanno tutto e non sanno cosa scegliere. Sì. Perché non lo so, forse non hanno, non trovano o non capiscono l'importanza del tempo ci vuole tempo per guardarsi in faccia. Lo no? so. Quindi è difficile, anche perché non so che cosa accada. Non so che cosa accada in quel periodo, quando Quale periodo? esci fuori dalle scuole. A te non è capitato? A me sì, è capitato, però noi abbiamo passato giornate intere di confronto con i nostri amici, no? Parlavate molto? Parlavamo molto, no? Eh. Si usciva ancora, passeggiate, si chiacchierava, Bravo. panchina, si chiacchierava, ma cosa vuoi Bravo. fare, cosa ti piace, no? Bravo. Loro li vedo un pochettino un po' persi in questo, no? Probabilmente Resi. parlano poco, sicuramente parlano Sì. poco verbalmente, Verbalmente, sì. scrivono molto, Sì. troppo, Sì. e poi si creano probabilmente una corazza Sì. di ciò che non sono, per far vedere che invece sono qualcosa che non sentono, E questi e social. lo fanno con i social, ovviamente. E questa cosa è, vedi, hai detto bene, Sì. noi parlavamo molto, ci confrontavamo, uscivamo, andavamo Sì. nelle piazze, sotto casa, Sì. la comunicazione veniva così. Sì. Come prima si usava uscire a frescurare, le signore scambiavano le parole, anche noi l'abbiamo fatto nelle panchine, lo facciamo tuttora, assolutamente. Ancora lo fate? Ma certo, credo che sia importante il confronto. Ora sono i caminetti, perché iniziamo ad avere i primi Più di acciacchi. prima. Ora lo facciamo vicino ai caminetti, perché dico iniziano i primi acciacchi. Che No, bellezza, per esempio la chiacchiera al caminetto, che meraviglia, però non che so. meraviglia. C'è un po' di paura, un po' di disillusione in tutto, quindi si fa un po' di fatica. Siamo arrivati a parlare sì, perché per volevo... la parola, Eh? per la parola. No, non sì, no, ok. per la parola sicuramente, ti Sì. sto lasciando tempo, Sì. è velata questa cosa, continua a pensare. Devo pensarci. Devi pensarci. No, perché quello che stavo dicendo era fare in modo che queste chiacchierate poi diventassero una sorta di, non dico una lezione, ma semplicemente un tirare le somme, appunto come ho fatto l'esempio di prima, rispetto a quello che è stata la tua vita, Sì. che insegnamento possiamo dare, lasciare, che consigli. Per esempio, tu che fai l'artista, consiglieresti di fare l'artista? Certo che sì. E che si vive di arte? Certo si che può sì. vivere? Certo che sì. Molti dicono appunto che di arte non si mangia, quindi tendono a Sì. dissuadere le persone che magari si immettono in questo percorso. No, ma cercati un posto fisso, fai un concorso, laureati. Sì, e poi Che noia. è una pietra che continua a rotolare, questa cosa di arte non si mangia, Sì, fa sì, solo sì. rumore. Fa solo rumore, Cioè, che bella metafora, bravo. Non esiste, perché poi continuano a diventare un mostro, no? Che non è vero. Non è vero. Ma c'è una ripresa dell'interesse, o comunque c'è interesse per l'arte, dico. Più che interesse c'è bisogno. C'è bisogno. C'è bisogno. La gente ha bisogno di emozionarsi. Ha bisogno di Di emozionarsi, di capire, di andare a vedere, non so, c'è proprio bisogno, sì, di questo. L'arte come musica, come teatro, come insomma, arti visive, quello che vogliamo. Ecco, L'arte in tutti i sensi. L'arte in tutti i sensi, l'arte è una parola molto grande, ecco, la poesia, c'è la poesia, l'arte è tutto, quindi sì. No, vabbè, arte me l'hanno detto. Arte c'è già, no? Ci ho C'è, pensato, te la volevo proporre, Ma ma no, non me ci l'ha ho- detta. non ci ho Me l'ha provato. scontato. Adesso mi è venuto detto, ma me l'ha detta arte, sì. Arte. Mannaggia. Arte come arte me l'hanno detta, me l'ha detto una persona che anche lei dentro l'arte in altri modi, Sì. ma c'è a tutto tondo, Sì. perché comunque fa tante diverse discipline, aveva ragione a scrivere, ma che la vita è un'arte anche, poi una serie di pensieri. Ciao. Come?
Accidenti, oh. Accidenti. Non viene sta parola, no. E non ti sei manco preparato, cioè No, hai visto gli perché? episodi e non ti sei preparato. Non mi Accidenti. sono preparato, non ce l'ho fatta. Oggi ci ho pensato un po' anche l'altra volta, ma non mi è venuta in mente. Quindi ho Come detto, a cosa? mi A verrà. cosa ti verrà? Ci Ho ho detto pensato. mi verrà, no, quello che ho detto è mi verrà la parola. Di solito anche i titoli delle opere, no? Lanci un titolo. Ma prima così. cosa hai detto? Andare, che c'è già. Avevo pensato ad No, andare non c'è. Come no? E allora l'abbiamo Andiamo c'è. Allora andare. Andare, sì, Allora andare. andare. Perché tu devi andare avanti, hai detto. Sì, No, andare oltre. andare oltre. No, andare non c'è. E allora Ok, andare. Andare. Dove andiamo? Ovunque. Ovunque. Come sei con i viaggi? Nel senso, se viaggio... Viaggi? Sì, viaggio. Viaggio. Allora, nella tua routine, non dico giornaliera, perché quella ho capito, lavori tutti i giorni. Sabato e domenica lavori? Dipende, sì. Davvero? No? Quando Ti c'è bisogno di lavorare, sì. C'è Magari bisogno? c'è qualche consegna, qualcuno ti chiede un'opera, mi serve un'opera, oppure c'è qualche consegna di una mostra, Ok. un'opera su commissione. Aspetta, hai detto, quando uno mi chiede un'opera, Sì, quando magari mi commissionano un'opera, cioè mi come ti chiedono- faccio a commissionare un'opera? Magari qualcuno... Cioè, vedo quello che hai fatto, Esatto. o magari che fai, ovviamente. Nell'ultimo periodo, Ah. soprattutto negli ultimi anni, sta capitando che molte persone mi affidano dei centrini Dei centrini. dicono scrivi quello che vuoi e ricamaci sopra e Ah, voglio fare un bello. regalo oppure voglio un'opera su Bella questa cosa Sì. del modo di dire, che quando uno sta parlando, perdonami ma devo superare una macchina, che Opla. devi stare ferma, ti sto superando, Ho fatto la finta. che si dice ricamaci sopra qualcosa. Sì, Che bello, che voleva- Fai pure, c'hai pagina bianca. ricamarci sopra, invece tu lo fai dal vero. Sì. Ricamiamoci sopra una discussione, un detto, Esatto. qualcosa, bellissimo. Quindi, E quindi ti commissionano anche lavori, sì, ma sì, ti sì. posso commissionare un ritratto Certo, ritratto. da una fotografia? Certo. Sì, Riesci sì, a sì, farlo? Sì, sì, sì. Oh, oddio mio. Nella parte... Tutto a mano. Tutto a mano. Cioè. E riesci a fare due ritratti da una parte? No. Sì, Dai. sempre. Quello è il cuore del lavoro. Il cuore del lavoro è il retro. Cioè tu riesci a farmi due facce? Due facce, sì. Cavolo, no, sono Sempre. troppo curioso. Sempre. Allora mi dai il link dopo? Dove posso vedere queste cose? Su Su Instagram? Instagram, sì, ho un sito, Hai un sito? Instagram che lo curo sempre, Vabbè. ogni giorno. Io permetto di dirvi a tutti, fatevi il sito a prescindere, Sì. perché quello non vi sarà mai portato via. No, mai. Ecco, Instagram, Instagram, bisogna stare Facebook, attenti. TikTok sono tutti campati per aria. Sì, infatti. O su YouTube. Che anche l'altro giorno, Sì. sono andato nel mio canale perché dovevo vedere una cosa, non so per quale motivo, chiusa la pagina web e non riuscivo a entrare, ho avuto 10 secondi di panico. Madonna. E lì mi sono detto, ma visto quanto è bastardo il sistema, Sì, bisogna stare attenti. però lì ce l'ho quella roba, io Sì. dove me la metto? Devo per forza trovare un modo di scaricarmi tutti i video e mettermi, che i miei ce li ho, però Certo. perdere il canale è un danno, pazienza, io non Sì. monetizzo, quindi non me ne frega nulla, Certo. però perdere la possibilità di far fruire come sto facendo fruire mi dava i nervi, mi ha preoccupato molto e lì mi sono ricordato del fatto che i social non sono vostri, No. cioè i vostri canali non sono vostri, i vostri profili non sono vostri, fatevi un sito, se siete soprattutto artisti come Sì. lui, fatevi questo sito, il vostro sito è un dominio vostro, quello per fortuna, cioè deve cadere la rete, bravo, Sì. tutta la rete, È ma im- mi sembra un pochettino È importantissimo il Sì, sito, sì, molto sì. difficile. Quindi il tuo sito è Cenzococa.it. www.cenzococca.it, Sì. quindi lo dico e poi metto il link. Sono curiosissimo di vedere quello che fai. Sì. Ok, quindi a come andare? A come andare? Ho Andare giudicato? oltre, andare piano? No, Sì. andare veloce. Andare piano. Piano. Andare piano, sì, sì. Poi al Andare giorno d'oggi- piano, andare come festina lente, affrettati adagio. Affrettati ad... Lo dicevano i latini, no? Vedi, affrettati adagio. Affrettati adagio. Questa è la mia è come affrettati adagio, che Affrettati. vuol dire appunto fare le cose, farle Farle. con calma, ma farle. Ma farle, quello sempre. Sì, sì, sì.
andare Quindi- piano in un mondo che va veloce, poi soprattutto non è oggi che semplice. E non quanto è sta andando veloce adesso? E quanto sta andando veloce. Sì. Ah, come sei con l'AI tu? Con l'intelligenza artificiale? Come ti rapporti? Non lo utilizzo molto, Mm. a volte l'ho utilizzato. La conosci? Sì, non tanto. Eh? Non tanto, sto iniziando un po' a capire qualcosa. Ok. Qualche volta lo utilizzo per dei testi lunghi, magari per farmi dei riassunti, Delle sintesi, delle bravo. sintesi. Sì, ma quando sono dei bandi lunghissimi, sì, dico mannaggia. Non ne ho voglia, non ho Dai, tempo non da ho perdere. Non ho il tempo, magari la sera sì, utilizzo per fare dei riassunti dei bandi o delle cose che mi servono, oppure per cercare dei libri che mi occorrono. Prima andavi su ok. Google a cercare, invece ora scrivo consigliami un libro sul tema X, mi consiglia dei libri. Sì, sì, molto, molto, molto utile. Per quello lo questo. trovo molto utile, sì, motore di ricerca alla fine, lo utilizzo come motore di ricerca. Ormai l'AI è dentro il motore di ricerca, quindi Esatto. automaticamente è più immediata la cosa. Quindi Oppure funziona. sì, qualche articolo, qualche volta. Qualche articolo lo utilizzo per Qualche ricercare articolo. qualche articolo vecchio, sì. Bello. Sì. Bene, io ti Bene. ringrazio. Grazie a È te stato un per piacere. l'invito. Non vedo l'ora di vedere le sue opere. E grazie. Grazie a te per l'invito. E grazie a voi. Ciao. He's just a snake in the grass. He